Alfonso Buscemi, al ritorno dalla manifestazione che si è svolta a Roma della CGIL, è stato un evento importante che ha visto anche la partecipazione di tantissimi sindacalisti, collaboratori, lavoratori di tutta Italia. Ecco, sostanzialmente cosa si porta a casa? Mi porto a casa la consapevolezza che i cittadini, pensionati, lavoratori, studenti, c'erano tanti ragazzi, non intendono rassegnarsi a questo stato di cose e a queste proposte di governo che non trova le risorse per il mondo del lavoro, per questo tipo di gente, e invece trova le risorse per lasciare correre per gli evasori fiscali, per esempio. Mi porto dietro una grande bella soddisfazione. Dopo quella dei 3 milioni in piazza del 2002 è stata questa una delle più imponenti manifestazioni che si ricordano organizzate dalla CGIL. Noi che non eravamo neanche alla fine del corteo come delegazione di Agrigento non siamo neanche riusciti a poter entrare nella piazza, talmente la gente era tanta. Il governo penso che deve prendere atto di questa insoddisfazione, di questa difficoltà. C'è un mondo in sofferenza, c'è gente che lavora ed è povera. C'è gente che lavora e non riesce più a soddisfare le esigenze della famiglia. Ci sono troppi morti sul lavoro e quindi va fatta un'assunzione degli ispettori in tutta la pubblica amministrazione per andare a verificare le condizioni di lavoro. Ci sono le pensioni ormai non più tollerabili per l'esiguo importo che danno, così come in tutta la pubblica amministrazione, a partire nella sanità, va fatto un piano di assunzione perché ci sono milioni di posti vuoti nella pubblica amministrazione e con un grande piano di assunzione non solo si rianima l'economia del nostro paese, ma si garantisce i servizi alla città. Ormai è allo sfascio tutta la pubblica amministrazione. La sanità ne è la testimonianza, mentre tutte le ASP assumono, solo ad Agrigento scappano. Noi ci accontentiamo di qualche medico che proviene dall'Argentina, non ci preoccupiamo dei tanti medici che stanno andando via giorno dopo giorno e ormai sono 2 anni che noi abbiamo il collasso all'ASP di Agrigento. Ecco, ritorno da Roma con la consapevolezza che questo governo deve tenere conto di questa grande manifestazione organizzata dalla CGIL.